È un risultato che conferma quanto proposto, un messaggio di continuità, di promozione del paese che già gode di buona fiducia anche nel territorio circostante, e possiamo comunque proporci ancora una volta a modello di amministrazione positiva nel territorio. I primi punti che affronterà in questi primi giorni di organizzazione del nuovo mandato. Beh, il deposito del programma del programma dei 5 anni, la formazione della giunta, i primi consigli comunali con l'approvazione del piano regolatore, piano interventi che è già stato adottato, e poi una variazione al bilancio per sistemare ulteriori strade ed altre attività che dobbiamo portare a termine entro fine anno, e dare seguito a tutti quanti i lavori già approvati col bilancio dell'anno 2024. Si parla di 3 mandati consecutivi, ma in realtà nel suo curriculum politico lei ne conta altri. Un commento sulla sua storia e sulla sua carriera politica di tutti questi anni? Nel 90-89 mi sono impegnato nelle questioni del nostro paese, nelle problematiche del nostro paese. Da lì poi sono entrato nella commissione edilizia del paese, e nel 95 ho iniziato a fare il sindaco, e nel 96 poi ho combinato l'attività di sindaco e parlamentare per parecchi anni. Ho sostenuto la nostra lista insieme a Sonia Brischettini, e poi ci siamo ritrovati io e Sonia a rifare questo percorso, e siamo arrivati ad oggi, modificando e cambiando questo paese in tante esperienze, non solamente quelle visibili ma anche quelle culturali, quelle sociali. Che cosa si aspetta da questo nuovo mandato da sindaco? E niente, dare risposte al paese, e soprattutto valorizzare questa realtà, che comunque è un modello nella sinistra Piave, ma non solo nella sinistra Piave, anche nel contesto trevigiano. Pensiamo di poter anche fare in seguito delle richieste che vadano oltre il nostro territorio, e fare delle proposte anche di altro tipo, con valenza regionale, che diventino significative. In futuro avremo modo di confrontarci su questo.